Abbiamo voluto organizzare queste giornate siculo-calabre di medicina del lavoro perché riteniamo molto importante la salvaguardia della salute di tutti i cittadini, diciamo in generale, e quindi curare un aspetto molto importante che è il rapporto tra i medici di medicina generale e i medici competenti, gli specialisti in medicina del lavoro. Tutto ciò per poter far sì che diano una idoneità per determinati tipi di lavoro, e questo chiaramente su suggerimento da parte dei medici di medicina generale di alcune patologie che di cui possono essere affetti i cittadini. In particolare queste malattie croniche non trasmissibili come l'ipertensione, il diabete. Quindi come sempre l'Ordine dei Medici ha a cuore sempre la salute dei cittadini, e poi tra l'altro è la nostra mission. La sicurezza sul lavoro è un aspetto molto importante che non si ferma solo nei luoghi di lavoro, ma è importante anche a casa delle persone. In che senso? Le persone per lavorare in sicurezza devono comunque mantenersi in salute, quindi la salute passa per non avere malattie, per stare bene, per evitare tutti quei fattori di rischio che comunque incidono sulla salute della persona e che di fatto rendono la persona più suscettibile di fronte ad un ambiente di lavoro. Quindi il messaggio che voglio lasciare è di cercare praticamente di mantenersi il più salute possibile. Di fatto, per esempio, mi riferisco all'obesità, al fumo di tabacco, al consumo di alcolici. Quindi il messaggio che oggi noi daremo in questo convegno non è solamente quello di sicurezza della salute degli ambienti di lavoro, ma anche di salute delle persone che sono anche lavoratori. L'organizzazione di questo evento, che ritengo sia veramente importante, nasce dalla collaborazione sicuramente dell'Ordine dei Medici con la sezione siculo-calabra della Società di Medicina del Lavoro, della quale io faccio parte pure. Infatti ci sono dei relatori e anche dei moderatori che fanno parte di questo direttivo della SIMMEL, che è la Società Italiana di Medicina del Lavoro. Molte relazioni appunto che nascono dal territorio, ed in particolare da alcuni medici di medicina generale e anche medici del territorio, in particolare che espletano attività di specialisti ambulatoriali, per ribadire appunto che è molto importante la collaborazione tra il medico competente e il medico di medicina generale, che in effetti diciamo che è professionista, che conosce il lavoratore, per cui per qualsiasi problematica evidentemente legata a motivi di salute, il medico del lavoro si interfaccia col medico di medicina generale per cercare evidentemente di ipotizzare dei percorsi diagnostici e anche terapeutici nell'interesse del lavoratore. Nella giornata odierna affronteremo un tema che mi sta particolarmente a cuore. È un tema che va a coniugare quelli che sono gli interessi della popolazione, in quanto vede in prima linea una collaborazione fra i medici di medicina generale e i medici competenti, cioè a dire gli specialisti in medicina del lavoro, che hanno l'obiettivo comune di tutelare la salute del paziente cittadino lavoratore, e che insieme hanno l'obiettivo di tutelare la salute della persona. La medicina del lavoro è quella branca della medicina che si occupa di prevenire sostanzialmente l'insorgenza delle malattie lavoro-correlate e di fare sostanzialmente una diagnosi precoce di queste malattie. L'incontro di oggi, diciamo così, pone l'attenzione su quelle che sono le cosiddette malattie croniche non trasmissibili e del ruolo e del rapporto sinergico che deve essere presente tra il medico di medicina generale, che è il ruolo centrale nella gestione del paziente, e del medico competente, cosiddetto medico del lavoro, diciamo così, nella tutela del paziente lavoratore.